Adesso vi ho portato nell'atrio del Castello di Miramare. Voi sapete, un museo si occupa di arte, di bellezza, ma anche di storia. Ed è quello che stiamo cercando di ricostruire qui, riportando nell'atrio i ritratti antichi che di solito stanno negli atri trionfali delle ville e delle case signorili. Ultimamente qua erano stati appesi dei paesaggi, però dalle foto storiche che noi abbiamo rintracciato e dai documenti storici risulta che qui, come normalmente è, stava una serie infinita di ritratti degli avi degli Asburgo e di tutti i regali che hanno preceduto le generazioni di Massimiliano e Carlotta. Questo atrio è stato recentemente completamente dipinto e quando riapriremo al pubblico voi lo troverete profondamente cambiato. In questo momento è ancora in allestimento e quindi non è nella sua posa definitiva. Mancano sicuramente alcuni dei ritratti ai quali stavamo lavorando e li stiamo pulendo e restaurando, che verranno appresi molto presto. Al posto dei vecchi tendaggi che c'erano prima, che non erano originali, metteremo una tenda filtro simile a quella che abbiamo apposto nel salottino di Carlotta.